Amici di Directa Sport, benvenuti a Sennori. Questo è il Padre Marzeddu, sarà il nuovo impianto sennorese ad ospitare Torres e Alcione Milano, che qui giocano una gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C Under 15 per quanto riguarda il girone A. Lombardi, lancio lungo del numero 10, la sponda con la testa di Volpi per Russo, a tu per tu con De Muro, il pallonetto di Russo! 9 minuti e mezzo nel primo tempo, ha già sbloccato la partita l'Alcione Milano, il gran gol orchestrato dalla coppia dei due attaccanti. Porta avanti la formazione lombarda, gran bel gol questo di Davide Russo. Occhio, adesso è quasi un tiro in porta. Quello tentato da Di Liberto. Cross al centro. Colpo di testa di Cacciotto. La palla esce di poco. Lombardi. Buona palla per Moscatello. Un po' di spazio sulla destra. Arriva anche il cross di Moscatello. Il colpo di tacco clamoroso da parte di Andrea Volpi, che sfiora un gol incredibile. Buon lavoro di Monti che mette anche il cross. Volpi sfiora ma non basta. Ancora Alcione vicino al gol del 2-0. Lungo lancio di Romano diretto verso l'area di rigore. Occhio a Giampaolo che insegue quella palla. Prova a stargli attaccato Valle. Bravissimo Giampaolo a passare ancora col dribbling. Ecco il pallone dentro per Russo. Poi Giampaolo ancora. La palla gli era tornata sul piede destro. La migliore occasione per fare 2-0 capitata sul piede del capitano dell'Alcione Milano. E anche l'ultima occasione del primo tempo. Va Di Liberto verso la porta. Barini si allunga e para. Tola. Altra buona giocata. Ancora Tola. Buon pallone. Occhio perché Brilla può coordinarsi per il destro. Ci prova ancora. Dopo la ribattuta di Lange. Sta attaccando con grande continuità. Adesso la formazione dei padroni di casa. Simula per risalire il campo, la palla passa in qualche modo. Allora Brilla, bella palla ancora dentro. Santoro col sinistro, grandissima parata di Barini. Poi Cano ha recuperato. Occhio al buon pallone per Bullitta, deve inseguire e allargarsi. Poi va col tacco intelligente per Tola, prende bene posizione, calcia anche col sinistro! Proprio al 42esimo ha pareggiato la partita la Torres. Il gol di Tola. Mancino che non sembrava imprendibile. È stato bravo però Bullitta ad andare su quel pallone. Ci è arrivato col colpo di tacco. È riuscito a liberare Tola. Bravissimo a prendere posizione, aprire il mancino, trovare una traiettoria che ha trovato impreparato Barini, che non è riuscito a respingere. Non c'è più tempo, finisce qui la partita, dividono la posta Torres e Alcione Milano alla fine di una gara divertente. Un tempo per parte, un gol per parte, finisce così